Salve, sono Marcella Bancheri, sono una mamma di due ragazzi che amo tantissimo. Ho deciso di aprire un'associazione che si chiama Oltre le Apparenze perché ho un figlio affetto da autismo ed è una disabilità che non si vede. Ho deciso di intraprendere questa strada per aiutare gli altri. La nostra associazione andrà a toccare due punti. Il primo punto è il supporto per i genitori quando ricevono delle diagnosi anche di dislessia, di disgrafia, tutto quello che concerne le disabilità che fisicamente non si vedono. L'altra è la macchina del tempo, vuol dire che dei ragazzi normali andranno a dare del loro tempo ai ragazzi come Pietro e insieme i due mondi si uniranno. Volevamo intraprendere questa strada anche per quanto riguarda le scuole, sensibilizzare questa cosa affinché i ragazzi capiscano che oltre il viso c'è anche una psiche diversa e affinché le scuole dopo a fine anno premino questi ragazzi con dei crediti. Oltre le Apparenze è una nuova associazione che tratterà due temi in maniera particolare, tratterà le disabilità che non si vedono e andrà a dare supporto ai genitori dove c'è bisogno a livello anche psicologico e andrà a trattare il tema la macchina del tempo. La macchina del tempo sta a significare che dei ragazzi normali andranno a incontrare fuori scuola dove vorranno loro dei ragazzi con delle difficoltà in modo che i due mondi si uniscano. Martedì 27 alle 18:30 presso il Teatro Contatto, il Palamostre in Piazzale Diacono, terrò una conferenza sulle disabilità che non si vedono e per quanto riguarda il cyberbullismo. A fianco di me, che sarò la relatrice principale, ci sarà il dottor Ortolan, che è il vicequestore di Udine, che tratterà il tema del cyberbullismo, ci sarà il dottore e l'assessore Barillari, che parlerà per quanto riguarda l'effetto delle droghe sul cervello dei ragazzi al giorno d'oggi e l'assessore Lorenza Ioan. L'invito alla conferenza di martedì 27 alle 18:30 presso il Teatro Palamostre, il Teatro Contatto di Udine in Piazzale Diacono, è aperto a tutti. Ci piacerebbe invitare soprattutto genitori con i ragazzi, ci piacerebbe sentire e ascoltare gli studenti su quello che vivono nelle varie scuole, su quello che vivono all'interno della classe e come vivono la scuola al giorno d'oggi, soprattutto per quanto riguarda avere un ragazzo con delle difficoltà in classe e per quanto riguarda anche l'effetto della droga.